Buonasera a tutti belli di Bella, pronti in questa serata per tanta musica e tanti artisti, tanti stili, proprio come ieri sera, anche questa sera ci ritroviamo insieme con tanti ospiti, tanti voci straordinarie, tutte prettamente gestite da lui, il grande maestro Salvo Todaro. Ciao. Rieccoci, visto? Rieccoci. Siamo nuovamente qui. Siamo nuovamente qui, Salvo. Innanzitutto buonasera, ben ritrovato. Diamo la buona serata a tutti quanti coloro che in questo momento sono collegati sul canale 96 del Digitale Terrestre. Buonasera. Buonasera a chi ci segue anche in radio FM 103.7. Buonasera a chi ci segue in DAB. Buonasera a chi ci sta seguendo tramite le applicazioni e buonasera anche a voi che ci state seguendo tramite i social. Allora, questa sera abbiamo come sempre le 3 categorie, giusto? Sì, abbiamo 3 categorie anche questa sera come ieri, anche se ci sono questa sera oggi 4 ammalati anche, cioè è una cosa impressionante, ma comunque l'influenza dilaga. Faremo un'altra serata magari con tutti gli ammalati. però non ammalati, che però sono ammalati, ripresi. se no diventa un po' impossibile. A parte impossibile, poi va a finire che ci ammaliamo pure noi e non va bene. No, non va bene. Tra l'altro questa sera inizieremo in un modo diverso. Ieri abbiamo fatto arrivare i ragazzi della Lirica, questa sera invece abbiamo anche dei ragazzi speciali che vengono da te. Ragazzi specialissimi, particolari, bravissimi tra l'altro, amano la musica in tutte a 360 gradi in tutte le sfaccettature, quindi sono veramente ragazzi specialissimi e lo noterete, lo capirete, perché veramente hanno fatto della musica la loro passione, quindi questo è molto è la loro vita, lo possiamo dire, perché forse loro ci dedicano di più rispetto a chi invece lo fa per altro. È vero. Io devo dire che abbiamo sentito, perché prima dietro le quinte abbiamo provato quando le telecamere erano spente. Mamma mia, raga, non mi sarei mai aspettata. Quindi iniziamo proprio con loro. Questa sera ne abbiamo 2. Facciamo entrare diciamo uno per uno, magari accompagnato da un genitore. Ci sta. Li chiamo io, li chiamo tu. No, non chiamo tu, questa sera te lo faccio chiamare a te. Vi presento Aurora. Vieni Aurora, vieni. Eccola qui, guardate che bella, guardate che lì bella c'è Aurora. il microfono, Aurora. Aurora, prendilo. Guardate, facciamo entrare anche la mamma, vieni. Signora, buonasera. Ciao, siediti anche tu. Tranquilla, Eccola, Aurora. beh. Allora, Aurora, vieni qua tesoro, vieni. Qua al centro. Aurora è bravissima e lo posso dire perché prima abbiamo provato, vero? Abbiamo fatto la prova. Com'è Aurora? Come va col maestro Salvo Todaro quando vai a lezione? Dillo al microfono, com'è? Vai al microfono. Com'è il maestro? Com'è? Benissimo, fantastico. E devo dire che lei rispetta tutto quello che lui ti dice, tu fai? Tutto. Sì, è proprio molto attenta. E poi, ma la vedrete adesso. Io direi di farla cantare. Lo vuoi presentare tu il tuo brano? Al microfono, come si intitola questa canzone? Si chiama Take on the World. La canzone che io canto è la mia preferita e l'ho scelta io da sola. Brava, ecco perché io ti volevo chiedere proprio questo. L'hai scelta lui? L'ha scelta lei, gli piaceva e l'abbiamo studiata insieme. Una scelta perfetta. Sei pronta, Aurora? Sei pronta? Io vado dall'altro lato, così magari. Vai Salvo, vai pure, così lei è più sicura. Come si chiama la mamma? La vuoi presentare tu? Lei è mia madre, Elisa Granata. Ecco. La mamma ti dà sicurezza, vero? Sì. La tua prima fan. E questa sera facciamo diventare tutti quanti fan tuoi. Va bene? Facciamo un applauso alla nostra Aurora. Just say the word, we'll take on the world. Just say you're hurt, we'll face the worst. Oh. I can see that play in your eyes. Oh, believe me, and I have tried.
pretend to know you've been broke. You should know I wish it was me, not you. And just say the word, we'll take on the world. And just say you're hurt, we'll face the world. Nobody know you the way that I know you. Look in my eyes, I will never desert you. And just say the word, we'll take on the world. It's the fight and the fire of our lives. You and I, we are made to thrive. Oh yeah. And I am your future, I am your boss. Never forgot we are built to the left, to the out of the shadows, into my life. Silence the voices they want to inside. And just say the word, we'll take on the world. And just say you're hurt, we'll face the world. Nobody know you the way that I know you. Look in my eyes, I will never desert you. And just say the word, we'll take on the world, we'll take on the world. Hey! Oh, 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 oh. Nobody knows you the way that I know you. Nobody knows you the way that I know you. We'll fight, we'll go into the night. I won't let go when you by my side. The calm, the storm, we'll face it all. Just say the word, we'll take on the world. Nobody knows you the way that I know you. Look in my eyes, I will never desert you. And just say the word, we'll take on the world, we'll take on the world. Aurora È Granata! stata fantastica, Brava, Aurora. tesoro! Abbracciami perché sei stata veramente brava. Bravissima! Hai dato Grazie. una carica, un'energia davvero Hai visto? meravigliosa. Hai emanato una luce bellissima. Sono sicura che hai fatto emozionare sia chi ci sta guardando e anche chi ci sta ascoltando, perché hai una voce bellissima, canti bene, sei bellissima. Il maestro Todaro numero 1. Ti rivogliamo qui, vogliamo altri brani che ci fai ascoltare. Ritorneremo. Sì, certo. Pensa che è la prima volta che si esibisce in generale, In pubblico. quindi in pubblico, E in davanti- generale. perché alle la- telecamere non è facile. Di quindi- solito, lo so, di solito si è esibita solo davanti a te Solo e la davanti famiglia. a me, sì, ti e la ti è famiglia, piaciuta sì. questa cosa? Moltissimo. Hai visto? Sì, Ah, molto. All'inizio c'è un po' di FIFA, però poi quando si fa lo si vuole fare sempre. Sì. E dai, noi ti riaspettiamo. Senti, vuoi fare qualche salutino, qualche augurio di buon Natale a qualcuno? Sì, Vai. certo. Vai. Vorrei ringraziare a tutti voi per aver piaciuto la mia canzone e sono così felice. Vi voglio bene a tutti. Brava Aurora! Ti aspettiamo, Grande. tornaci a trovare. va Ok, bene? ciao. Signora mamma, è fantastica sua figlia. Complimenti, è meravigliosa.
Facciamola cantare che si vede una luce brillante negli occhi ed è la cosa più bella. Grazie ragazzi, grazie davvero di cuore. Ciao. Che inizio! Bene, visto che inizio scoppiettante. Sono le cose belle queste, anche perché sono sicura che soprattutto in questo periodo di Natale stiamo riscaldando i cuori di tante persone sì, è vero, e soprattutto magari sai c'è qualcuno che dice io non lo posso fare. No, qua c'è la dimostrazione che Esatto. tutti, Tutto a è prescindere possibile, da tutto si può qualsiasi fare. situazione si viva, il proprio sogno si può realizzare. Quindi anche voi se amate cantare, c'è il nostro maestro, non vi preoccupate, fa cantare tutti, quindi potete andare da lui. Ecco, allora adesso Andiamo avanti, adesso certo, c'è un abbiamo altro ragazzo, anche lui fantastico, una preparazione, una memoria fantastica come Aurora, hai visto? Sì, no? in inglese. Senza spartiti, senza niente. niente, non come noi, con le gio, con le parole. Messo lì a sbirciare ogni tanto. A sbirciare ogni tanto i Bravi. testi. No, loro sono proprio preparati a 360 gradi. Preparati, tutta a memoria, hanno un repertorio molto vasto, Vincenzo un po' di più perché studia un po' da più tempo. Però comunque tutto anche in molto inglese, preparato. ragazzi. Anche lei anche in inglese, lui canta in italiano. Adesso siamo allora, curiosi di sapere accogliamo quale adesso canterà. quest'altro ragazzo che è Vincenzo Zappalà. Dov'è? Eccolo che arriva, anche Ecco, lui Vincenzo. accompagnato dalla sua mamma. Chi entra con Vincenzo? La mamma o il papà? Il papà mi pare. Il papà entrerà con Vincenzo? Il papà entra oppure no? Nessuno Lo forse. lasciamo da solo con Lo lascia, me. chiudete Con la me, porta. dai, Vincenzo con me chiudete da solo, la porta. dai. Allora, Vincenzo, Sì. buonasera innanzitutto e ben arrivato anche Sì. a te. Questa sera abbiamo un pubblico che ci sta guardando da casa, Sì. chi ci sta ascoltando in radio e tutti sono Sì. euforici ad ascoltare la tua voce. Sì. Tu sei pronto? Sì. Dai, cominciamo. Cosa ci fai sentire? Un mondo a parte. Un mondo a parte. Noi lo I lasciamo giovanotti, qui. va bene? Bellissimo. Bene. Lo lasciamo per tutto il popolo Vieni di qua. Bella. Sei pronto? Sì. Vai. Vi lasciamo Vai Vincenzo Vincenzo, Zappalà. io sono qui accanto a te, va bene? Sono qui. Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come benvenuto. Benvenuta dentro la mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia abitudine, sposta il divano. Adotta un cane, un gatto lo veda tano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare che vegetariano. Metti quel canale e usa la radio. La prima notizia sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la pispigli mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte, noi due mano della mano, noi siamo un mondo a parte. E mentre il mondo va e ogni giro rischia le sue carte, noi due sempre più lontano, noi siamo un mondo a parte. Mano della mano, sempre più lontano, Dio come ti amo, quando ci abbracciamo, ovunque siamo, mentre il mondo va e va e va e va e va. Prendimi le mani, stringi forte, come in trapezi si vola sulla gente, tipo poco triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente, pianta grande l'albero nel vaso, con l'arrosto sopra davanzale, questo cuore piccolo non l'ha invaso, come il tendistero coloniale. Dicono che qui non siamo più tutti solo sempre noi stessi. Se avete visto servizio alla TV, io te richiamo tutti i fessi, perché io che ho fatto 10 volte a giro della grande corsa di confesso, che vede succedere l'amore vero, è un successo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte, noi due mano della mano,
noi siamo un mondo a parte. E mentre il mondo va e ogni giro rischia le sue carte, noi due sempre più lontano, noi siamo un mondo a parte. Mano nella mano, sempre più lontano, Dio come ti amo, quando ci abbracciamo, ovunque siamo. E mentre il mondo va e va e va e va e va. Mano nella mano, sempre più lontano, Dio come ti amo, mentre il mondo va e va e va e va e va. Bravissimo, bravissimo. Vincenzo bravissimo, Zappalà, Vincenzo bravo. Avete visto che bravo? È stato bravissimo, ci ha fatto emozionare Vincenzo. Noi eravamo di fronte a te ad ascoltarti. Bravo. Vediamo, possiamo fare un gioco con Vincenzo, Sì? un piccolo gioco. Certo. Magari qualcuno ha un telefonino nelle mani. Qua ce l'ho io. No, un telefonino nelle mani. Ora vai un attimo sul calendario. Ok. Allora, Vincenzo, li sciocchiamo tutti? Sì. Bravo. Allora, mi devi dire, Vincenzo, vediamo, dimmi una data, un giorno, mi devi dire Ok. il giorno e l'anno. Giorno, mese, anno. Ok, ti dico il giorno, il mese del... No, se no devo giorno. mettere l'anno. È un giorno, 27 marzo del 2024. Che giorno è? 27 marzo 2024. Sì. Vai, sono curiosa. Cercatelo, da quel lato cercatelo, non ve l'ho dato tanto Sei? addietro Ci negli sei? anni. Che Vai al microfono. Che giorno è? Che giorno è? Hai detto? 27 marzo del 2024. Martedì ha detto, è vero? Martedì, è vero? Sì. Bravissimo, sei grande, sei Vincenzo! eccezionale. Ha una memoria strabiliante questo ragazzo. Ora perché è un po' emozionato, ma devi sapere quando noi siamo a fare casa. lezione, ogni tanto io mi giro che giorno è. Lui è immediato, no? Io vado al computer e cerco così, no, non può essere. Infatti gli ho detto al padre, ma me lo dà un fine settimana. Ma questo deve andare a World Guinness Record. No, io me lo voglio portare a Malta. Ah, ma che c'è? A fare il casino? Dai, Salvo! Ricorda tutto, non hai idea di quello che ricorda. Bravo Vincenzo, sei uno spettacolo. Bravissimo Vincenzo, veramente bravo. Vuoi Sei fare stato qualche fantastico. salutino Vuoi salutare tu? qualcuno? Sì, ciao. Ciao amore. Ciao, auguri. Grazie, che bello. Grande che sei. Vincenzo, Ci vediamo grande. presto, Ci vediamo Vincenzo. presto. Lo accompagniamo? Lo accompagniamo. Bravissimo, bravissimo. Ragazzi, ma quanto sono speciali questi ragazzi e meravigliosi, davvero. Salvo, è incredibile riempiono- come riesci a gestire Ti situazioni. riempiono il cuore, guarda, ti riempiono il cuore. Vederli lì, ti riempiono. Si stanno abbracciando. Sì, vedi, li stanno sento. festeggiando. Ci sono applausi dall'altro lato, quindi Si se stanno sentite un po' di abbracciando, bacano sì. è per questo. Allora, adesso Andiamo però avanti, dai, siamo adesso- pronti, dopo i nostri due ragazzi speciali che abbiamo sentito e sono uno più bravo dell'altro, direi che siamo pronti per iniziare diciamo, il nostro questo. spettacolo. Esatto. Come sempre apriamo con la categoria della musica lirica e questa sera abbiamo altri 4 artisti che Quattro tu hai artisti, sì. scelto. Quindi direi di accoglierli immediatamente. Iniziamo a uno e chiamarli? Sono loro pronti? Iniziamo, vai. Iniziamo, dai, chiamalo tu il primo. Tony Zuppelli. Aspetta che ti accendono, vai. Buonasera. Buonasera Salve. Tony. Grazie. Benvenuto, accomodati pure. Vieni qua, sei qua. Poi abbiamo da una voce maschile andiamo ad una voce femminile. Clelia Ciaorella. Buonasera Clelia, prendi il microfono da Tony così puoi salutare pure tu. Buonasera. Benvenuta anche a te. Giada Romano. Un'altra voce femminile. Giada, prendi il microfono così saluti pure tu. Salve. Ciao Giada, ben arrivata. E concludiamo con Giulia Presti. eccola che arriva. Giulia, saluta pure. Giulia Presti. Allora, Benissimo. Salvo, il tuo Dimmi. sgabello è stato messo di Ok, là, me lo invece prendo, me lo portatelo di prendo. qui così ti metti al centro. Metto al centro. Mettiamoci belli. Oggi Salvo al centro
e io sono messa qui. Allora, come ben potete vedere, anche questa sera abbiamo 4 quasi sempre sono voci femminili quelle che si dedicano alla lirica. Sì, è vero. È più le voci maschili. prepotente la voce guarda, è un po' come a scuola, no? Sì. Tu vai a scuola, vedi tutte le ragazzine che studiano, sono tutte precise così. Il ragazzino, un po' più me ne il freghista. motorino. È vero, ci sta. È così. Allora, iniziamo con l'unico uomo. Che ne pensi stasera? Sì, iniziamo con l'unico uomo. Così, Giulia, mi fai arrivare il microfono da quel lato? Glielo passi, glielo così do io, iniziamo a perfetto. parlare con Tony. Bene. Aspetta, Tony, e che è tutta questa foga, ora ti facciamo cantare, non ti preoccupare. Prima scambiamo anzi 2 parole, oggi andiamo un po' più veloci anche perché abbiamo più ospiti, più artisti e più esibizioni. Ma Tony, vogliamo sapere come nasce l'amore per la musica lirica. Diciamo che è un po' lunga la storia, però l'accorciamo. Accorcia, Allora, vai al sudetto. Io ho sempre cantato da piccolino, però il mio genere era sempre pop, cantavo Baglioni, mi piaceva molto, uno dei maestri. Esatto. Poi a un certo punto, diciamo a una certa età, l'anno scorso, ho iniziato ad avere problemi, non riuscivo più ad arrivare alla tonalità Che volevi. Ho avuto sempre una voce alta, facevo le sue canzoni, quindi sono alte le canzoni di Claudio, quindi a un certo punto ho chiesto consiglio a mio cugino Giovanni, che è un suo allievo Che Ok. purtroppo non può venire, non è potuto venire. Spieghiamo un attimo, Giovanni. Certo. Non è potuto venire perché lavora in teatro, il Teatro Massimo Bellini, e quindi per poter venire doveva chiedere un permesso e lì per ora è tutto un po' in aria. Esatto. Purtroppo Vabbè, troveremo la giornata in cui lui è libero, faremo apposta. Devo dire grazie a mio cugino che comunque ha scoperto un talento, perché è stato lui che mi ha detto, avendo esperienza nello studio con Salvo, comunque ha studiato con lui, quindi prende dal maestro, come hai detto tu, dici, li fai a studiare la tua immagine E somiglianza. e quindi mi ha detto, secondo me tu sei un tenore, però dovresti studiare perché ovviamente si devono Ci vuole la conoscere i tecnica, meccanismi. certo. E io non ci credevo, perché non può essere la voce come tu, così da tenore non penso che mi uscirà mai. Dice tu, Vai. fidati. Ho provato, sono venuto e veramente ho ritrovato un qualcosa che non pensavo di avere all'età di 38 anni. Che meraviglia. E ovviamente, no, venendo un po' dalla musica leggera, quando vengono dalla musica leggera non puoi immediatamente fargli fare la lirica, quella importante. Allora li devi avvicinare un po' alla lirica con qualche brano, qualcosa che gli ricordi un po' la musica leggera, ma nello stesso tempo, diciamo, lo faccia cantare, diciamo, con quel tipo di impostazione. È una cosa meravigliosa. Come ti sei sentito poi a dire l'ho fatto io? Li picchia con buono un po' che parlo. Cioè, l'ho fatto io! No, sì, no, veramente, a parte che lo conoscete, è una brava persona, a a parte la professionalità è una persona come No, se è fosse- un ragazzo come se d'oro un proprio. padre, veramente, è un Esatto, amico, sì. no, veramente. Allora, sì. E comunque è una bella avventura, poi anche mia moglie stessa quando mi ha scoperto che cantavo così e mi ha sentito i brividi, dici quando cantavi normalmente dici non mi davi niente. Così dice mi fai È un altro emozionare, mondo. quindi perciò ancora meglio per mia moglie, ancora di più canto. Che bella questa cosa! Anzi, la saluto. Gli mandiamo un bacio. Allora, chi l'ha scelto il vostro brano? Beh, diciamo che noi un po' abbiamo scelto assieme. Lui è un fan di Andrea Bocelli, Ok. per cui Baglioni, Bocelli, Baglioni. Stiamo parlando di. E questo è, tra l'altro, è un brano che è stato utilizzato in un film che In un sono film, sicura Il che Padrino. conoscono tutti quanti. Sei pronto? e lui canta la versione però di Bocelli, ovviamente, l'abbiamo appena detto. Tu hai bisogno di leggio? Maestro, sì. Hai bisogno di leggio tu che te lo prepariamo qui? Vuoi l'asta anche? Vuoi l'asta? L'asta ce l'hai lì, prendila pure. Noi siamo molto curiosi di ascoltare il nostro Tony, perché questo grande passaggio dalla musica pop alla musica lirica secondo me è un qualcosa di straordinario, quindi siamo pronti a sentirlo. Lo vuoi pronunciare? Senti a me, oggi sono andata. Lo vuoi annunciare il brano che avete scelto? Brucia la terra. Brucia la terra. Pronto? Sì. Dai che ci ascoltiamo. Proprio Tony Zuppelli. Brucia la luna
cielo io brucio d'amori, fuoco che si consuma come lume cori, l'anima chianci addolorata, non si dà pace chi stenama la nottata. Brucia la terra mia e brucia lume cori, chi siti d'acqua e io siti d'amori, a cola canto la mia canzoni, se non c'è nudo che s'affaccia allo barconi. Lo tempo passa ma non aggiorna, non c'è mai soli, si già non torna. Lo tempo passa ma non aggiorna, non c'è mai soli, si già non torna. Brucia la terra mia, brucia lume cori, chi si ti d'acqua io si ti d'amori, a cula canto la mia canzone, se non c'è nudo che s'affaccia. Brucia la terra mia e io brucia Grazie. Spettacolo, Tony. Complimenti alla faccia del non tocco, non ho le note. Mamma mia, Tony, hai lasciato tutti. E a parte che è sceso il silenzio nella sala, è sceso davvero il silenzio. Sei molto bravo, complimenti. Hai lasciato il microfono lì, vabbè, non ti preoccupare, no, più che altro per tanto ci servirà, lo puoi lasciare. Lascio lì che per questo, bravo, complimenti. Grazie. Davvero di cuore. Grazie, In quanto gentilissimo. tempo è venuta fuori sta voce? Salvo, tu lo sai meglio di me che mi hai plasmato. No, L'hai plasmato. In quanto tempo l'abbiamo fatto uscire questa vociona? Il tempo ci vuole ovviamente, quindi specialmente nella lirica l'impostazione è particolare. No, molti pensano che comunque dalla lirica alla musica leggera ci sia una grande differenza, no? La differenza sta solamente, diciamo, nella spinta, nel portare un suono con un certo, diciamo, volume e quindi sostenerlo in un certo modo. E per questo, perché io dico sempre che la tecnica vocale è una soltanto per tutti, quindi non ci inventiamo la tecnica per il pop, la tecnica per la lirica. E spiego sempre questo, no? È come quando si costruisce una casa. Tu quando fai una casa la costruisci in cemento armato, solette, no? Fai tutto questo, diciamo, lo scheletro, certo. fondamenta, no? Fatto questo e fatto bene, poi i muri
li metti come vuoi tu. Certo. Puoi mettere i mattoni forati, i vetri perché vuoi vedere, i mattoni quelli grandi, sai, quelli in È la cemento. base quella importante. È la base quella che conta, è quella base, è la base che vale per tutti. Fenomenale questa cosa. Complimenti Tony, Grazie ancora. complimenti di cuore. Dopo vi faccio fare i salutini a tutti quanti insieme. Adesso passiamo a Clelia. Buonasera Clelia, ben arrivata anche a te, ovviamente. Buonasera, grazie. Altra allieva Come sei? del maestro Todaro. Allora, anche da te voglio sapere questa voglia di lirica, se come Tony è arrivata così in un secondo momento o se è arrivata subito. Allora, diciamo che io ho iniziato nel 2018 Ok. con un altro maestro che in realtà è il maestro Del maestro? C'è una storia, Qui c'è c'è il maestro del una maestro. storia bellissima che va raccontata comunque adesso. Sì, io ho fatto 2 anni, però diciamo a provare con la lirica perché sono tra mezzo soprano e soprano. Ok. Ancora lo stiamo scoprendo. Stiamo Ok, in fase di stiamo scoperta. studiando, sì, E sì. ci piace questa cosa. Poi diciamo ho dovuto staccare per un paio di anni e adesso ho ripreso Più con forte di Salvo. prima. Sì. Più forte e più carica soprattutto. Sì, E sì, quando io lo dirò sempre, ma glielo dico a tutti i ragazzi, perché ovviamente facendo questo lavoro tanti ragazzi che conosco, si possono fare giri immensi, ma quando c'è quella passione puoi fare ci torni e ci tornerai sempre, perché è vita quella per chi ama la musica, e questo è uno degli altri casi che stiamo appunto raccontando. Allora, Aspetta, ti posso raccontare questo Certo. piccolo aneddoto dell'insegnante, no? Sì, infatti. Quando cominciai a studiare lirica, così venne, io sono di Giardini Naxos, nativo a Taormina perché c'è l'ospedale a Taormina, Sì. solo per questo. Ok. Comunque di Giardini Naxos, venne lì a Giardini un signore, un tenore, venne questo tenore, venne lì, io volevo conoscerlo, non sono andato a conoscerlo, si presenta, quando si presenta tutto un capello tirato, quindi si vedeva che era un artista, così, e cominciai a studiare, poi ti dico il nome, con questo, diciamo, cantante, no? Che ha cantato, era siciliano, ma ha cantato all'estero, ha cantato un po' dappertutto. Poi si ritira, diciamo, in Sicilia, la moglie volle ritornare qui e poi io cominciai a studiare con lui, un interprete fantastico. Pensa che una volta mi cantò la gelida manina con un candelabro, non sai quelli che c'è nei bottoni a terra? Sì. Lui si abbassò, prese questo bottone e cominciò a cantare Che gelida manina, che è un brano della Bohème. Io in quel momento vedevo veramente Mimì al posto del candelabro. Talmente era forte l'interpretazione che lui dava e che mi ha dato molto, mi ha insegnato molto, che io la vedevo lì molto reale. Poi lui venne a Catania, poi io ho studiato con lui poi venne a Catania, entrò nel coro insieme a me, io pure nel coro del Teatro Bellini e ci siamo frequentati, poi lui andò in pensione, purtroppo ha avuto un incidente molto grave che l'ho tenuto in una clinica per parecchio tempo, ingessato e tutto il resto, e si fermò quindi poi anche di cantare. Bene, la cosa bellissima che mi onora e mi fa veramente piacere che adesso è diventato un mio allievo. davvero? Venuto da me mi ha detto: mi fido solamente di te perché io ti ho dato quello che era mio. Voglio riprendere Riprende. queste cose, quindi adesso è diventato un Che mio allievo. spettacolo, ragazzi, merita un applauso. Quindi immagino quando siete insieme tutti e Sì, due, è una cosa vogliamo una particolarissima. telecamera nascosta che ci faccia vedere quello che succede qui in quello studio durante le prove. Bellissima questa cosa. Comunque gli mandiamo un bacione grande. Mandiamo un bacio. Si Lo chiama salutiamo. Ferdinando Musumeci, dimenticavo di dire. Signor Musumeci, le mandiamo un bacione grandissimo. Tutto per lei. Qualche giorno voglio venire. Allora, Clelia, voi avete scelto. Chi l'ha scelto innanzitutto, come sempre? Domanda di rito, ormai che faccio tutta. L'abbiamo studiato, specialmente quando si è all'inizio, si comincia a studiare con delle arie da camera. Ok. Perché diciamo, si mantengono nel centro della vocalità e quindi diciamo, cominci un po' a cantare su quel tipo di impostazione. Questo tra l'altro è un brano molto particolare perché è proprio una donna che vuole riconquistare il suo uomo. Tu sei pronta? Leggio, asta o senza leggio? Solo l'asta, solo ecco, l'asta. ci piace Clelia? Quindi, caro mio Ben. La nostra Clelia che insomma è ritornata nella musica, quel sorriso smagliante che è stampato sul viso, che solamente chi fa quello che piace può avere stampato nel proprio viso. Questi sono i tipici sorrisi di felicità.
È brava la nostra Clelia, hai visto? L'emozione gioca brutti scherzi, l'emozione gioca brutti. Anche lei è la prima volta che si esibisce, quindi. Allora, ne so qualcosa, ma sei stata fantastica. Grazie. Sei stata bravissima, hai trasmesso tanto. L'emozione certe volte secondo me è ancora più bella di quando non c'è. Sai perché? Perché se ti emozioni tu, si emozionano loro. Perché quando un artista sale su un palco, e non smetterò mai di dirlo, e c'ha quell'emozione, chi ti guarda la riesce a ricevere insieme a te. Quindi queste sono le cose belle. Clelia, sei stata bravissima anche Grazie tu mille. e bentornata nel canto. E dopo vogliamo sapere se sarà semi o non semi. Che siete alla scoperta, come si chiama? Mezzo soprano. Ah, medio, no, no questo semi. qui- No, ho sbagliato. Semi. Era medio. Scusa, non so. Ok, mi devi fare una lezione di. Sì, esatto. No, questo dovete lo capirvi scopriremo, qua lo tra semi e scopriremo. medio. Lo scopriremo, lo va. scopriremo. Brava Clelia. Dopo anche con te faremo i salutini. Allora adesso andiamo da Giadina, che l'abbiamo anche lei qui. Un'altra bella ragazza, bravissima sicuramente anche lei. Raccontaci. Allora, in realtà io ho iniziato con il canto pop da settembre. È da settembre, che è freschissimo, È freschissima. Come ho detto ieri, io gli devo far studiare un po' tutto. Sì, lo so, mi ha detto che prima o poi toccherà anche a me, io non so cosa succederà da quel lato, però va bene, ok, quindi hai iniziato a settembre come musica pop, con la giusto? musica lirica a settembre. Ah, con la lirica? Sì, con la lirica. Con il pop già da Con il 10 pop anni già da circa. 10 anni. Ah, ok, Con perché il pop- stavo dicendo, ma scusa, da settembre a dicembre già ti ha fatto fare sto salto di qualità. No, con il pop anche, fa parte anche di un duo, si chiama Sichelia Duet, che con mia figlia, con Costanza, che gli mandiamo purtroppo un bacio, tesoro. è a Che casa malata e quindi non c'è. Perché la ma figlia li del sentirete. maestro doveva essere qui, anche ieri sera in realtà doveva essere Sì. qui. Quindi purtroppo anche lei si è beccata questa influenzina. E pazienza. Non ti preoccupare, ritorni sia tu insieme a lei. Sì, abbiamo Quindi- detto che faremo una puntata proprio a parte. Vi guarda. vogliamo sentire ad entrambe. E quindi da settembre ti sta facendo fare anche a te. Com'è? È strano perché comunque è abituato a cantare con la musica pop, però è bello. È Perché bello. facendo anche teatro e musical comunque Da tanto ti sì. permette di interpretare diverse Sì, cose sì, e sì. soprattutto anche più sicurezza. Guarda, ti dirò una cosa, ieri sera molto velocemente quando abbiamo finito la puntata c'era mio fratello che siamo tornati a casa e si è messo a fare figa. Mi fa, ma lo sai che mi piace, voglio studiare lirica. Io l'ho guardato come per dire, ma sei serio? Vedi che è bellissimo. Quindi è della verità, quando ti conquista. Io spero che questa sera, scusatemi, in queste 2 serate stiamo riuscendo anche a trasmettere a chi è in casa e a chi non ha mai capito realmente quella che è la musica lirica, a dargli una nuova conoscenza e magari la possibilità di una nuova realtà musicale e la voglia di andare a vedere qualche spettacolo diverso, che sicuramente fa tanto. Allora Giada, voi avete scelto un brano. Chi l'ha scelto innanzitutto? Il maestro. Il maestro. Perché maestro? Ride lui. Perché questo brano, diciamo, è un brano che canta una ragazzina che prega, chiede a suo padre, per favore accetta questa mia relazione, diciamo, con questo ragazzo, no? Questo fidanzamento, se no io mi uccido, mi butto nell'Arno, faccio tutte Una tragedia. Il brano è famoso, lo conoscerete senz'altro tutti, ed è O mio babbino caro. Ovviamente. Sei pronta? Vai. Vai, centro del palco, e siamo pronti ad ascoltare la voce di Giada Romano con questa veste molto speciale. Oh mio bambino caro, mi piace bello, bello,
Avete visto? che il maestro Salvo ti ha portato a fare questo. Cioè, Giada, realmente, meno male, hai una voce bellissima. Ti guardavo in TV, hai anche un viso bellissimo, perché prima Sonetti ha fatto un primo piano, un viso bellissimo, niente, mi sono immedesimatà anch'io, brava, complimenti, Grazie. complimenti davvero di cuore. Salvo, con questi ragazzi è davvero anche, aspetta. secondo me, molto soddisfacente poi vedere un risultato del genere, no? Sì, indubbiamente sì. Credo che sono, sia... sono fantastici, sono sì? veramente bravi e quindi... Ti sei fa. Che Senti, è successo? io vorrei dire una cosa. cosa? Mi manca una cantante. Io stavo cercando prima, ma Giulia, la nostra Giulia Presti, Giulia. dov'è? Che la doveva... Giulia è dovuta andare Ma come via, è andata aveva via? un impegno importante, però Che posso cosa? risolvere la situazione. Ma sei sicuro? Posso risolvere la questo situazione. leggio lo mettiamo qui, No, magari no, lo leviamo, proprio, lo leviamo. Sei sicuro che Vediamo. puoi risolvere questa Sì, situazione? sì, perché devi sapere che oltre vediamo. a fare l'insegnante di canto, il cantante, tutto il resto, faccio anche l'inventore. Tu? Sì, non ci credi? Ma con lui praticamente ce n'è una al giorno. No, non è che sia tanto... Non ci credo. Allora, no. mi trasformo in inventore. Va Aspetta un bene, attimo. se lo dici tu, toglietegli il microfono. Il nostro Salvo Todaro da maestro, insegnante, rimani qua. Sì, no, sei fantastico. Anche il grabbiolino, tieni. Certo, mi devo trasformare proprio in inventore. Aspetta un attimo. Certo, tutto il tempo che... Bellissimo il camice. Visto? Bellissimo. Però secondo me ti manca qualcosa. Aspetta, ancora non ho visto niente. Ti manca qualcosa. Non ho visto niente. Aspetta. Sicuro? Aspetta. Va bene, voglio vedere. Allora, dovete sapere che io ho costruito una bambola. Una bambola che canta, pensa un po'. Quindi vi faccio vedere come adesso anche una bambola può sembrare reale, può sembrare vera, però mi devo trasformare un attimo ancora. Ma scusami, solo per curiosità, giusto? Ma l'hai portata qua sta bambola? Certo, l'ho portata. Ha portato ha portato la bambola qua. Certo, chi si muove? Voglio vedere anche la tua trasformazione. Guarda, dopo il mantellino qui... No, non ci credo, raga, voi non lo state vedendo a casa, io lo sto vedendo. Questo è una miscela tra un inventore, te lo sei mai visto Doc Ritorno al futuro? Ti giuro che mi hai dato quella impressione, sei uguale, è uguale. Anche lo scovino qua, lo spolverino, come sia? Sto arrivando. Vai, prego. Per chi è in radio, raga, vi state perdendo una scena molto bella. Il nostro maestro Todaro si è travestito da scienziato, camice, cappello, anche l'occhiale sulla testa e lo spolverino, quello tutto colorato per spolverare. Quello sta tenendo. Ora non so dove se n'è andato. Ha detto che ha portato sta bambola, quindi deduco che la stia andando a prendere. L'ha presa realmente. Prego, sulle spalle la bambola. Maestro. No. Prof. Ma è molto bella. Vuoi l'asta, maestro? Ok. Bella. Una spolveratina ci sta, direi. Certo, giusto. Prego. Per chi è in radio e non sta vedendo quello che succede, sta spolverando, lucidando, insomma, la sta lucidando perché la sta alitando. Ok, voglio un attimino capire. Gli sta dando la corda. Giusto. Ok. Sì, vogliamo vedere questa bambola che si mette in opera, anche perché... Dans les cieux, l'astre toujours.
Che invenzione stratosferica! Guarda, non ti devi muovere. Che sei una bambola ancora! Aspetta, dopo! Non sei una sveliamo, bambola. non sveliamo. Ma che invenzione straordinaria! Ma come ti è venuta in mente? Sai, lavorando, cantando, ho detto, eppure perché devo costruire? Come ci sono tutti questi robot adesso che fanno tutto, chi fa pulizia, chi fa. E io ho voluto costruire una bambola che canta. Che canta così, ogni tanto dici, senti, canta tu. Vabbè. Che io mi riposo, fai tutto tu. Esatto. E l'hai realizzata benissimo. Allora, aspetta un attimo che adesso la riaccompagno un attimo. Aspetta, vai, portala pure fuori così la liberiamo. Salvo, sei sicuro? Vuoi una mano, Salvo? No, sei sicuro? Ok, prego. Hai tutto il tempo a disposizione, il palco è tuo. Giusto, gli dai la corda.
Va. Ah, la fai andare l'ha fatta andare sola. Lei è Giulia Presti. Complimenti Giulia. Grazie. In primis per la tua Complimenti, voce, bravissima. perché sei bravissima, e complimenti anche per quello che avete realizzato. Raccontiamo un piccolo la storia di questo, diciamo, spettacolo. Noi diciamo che questo brano fa parte proprio di un'opera, no? Sì. C'è questo inventore appunto che inventa questa bambola perché la deve vendere, diciamo così, quindi deve fargli capire che può fare tutto, che è una bambola reale, cioè che non è una bambola ma che è un essere umano, no? Poi, sì. Quindi questo inventore inventa questo, e quando praticamente a queste defiance, no, che si abbassa, c'è sempre qualcuno in scena che copre questa acquirente per non fargli vedere che gli dà la carica. Molto carina l'opera. Bella. Con te non abbiamo parlato, quindi Giulia. Quindi Giulia, siediti qua, nel frattempo io ridivento nel frattempo Salvo. Voglio solo sapere, Giulia, così poi i ragazzi li facciamo salutare, prepara la foto anche. Tu la foto la vuoi fare da inventore, Salvo, o da Todaro? Si come vuoi. La foto come la vuoi fare? In quale veste? Da inventore, quindi rimani così. Giulia, così, no? Da quanto tempo tu fai lirica? Lo so, però prima ci facciamo la foto. Facciamo sta foto così poi si spoglia. Vieni qua, così è tranquillo, perché lui... ok, facciamo la fotografia, vieni qua. Tutti, come noi ogni, diciamo, tranche facciamo la foto che come sempre ritroveremo sul canale Facebook e Instagram di Bella Radio. Andiamo, 1, 2, 3, foto, cheese! Ok, Salvo, ti puoi cambiare? Allora, stavamo dicendo, Giulia, com'è nata questo amore per la musica lirica? Hai sempre fatto lirica? Allora, in un modo o nell'altro la musica ha sempre fatto parte della mia vita. L'abbiamo studiata alle scuole medie, alle superiori non ho avuto questa opportunità. Però è proprio lì che è nato l'amore, sì, per la lirica. E in generale per la musica, l'opera, per la musica classica. Però non ho mai avuto il coraggio di esternare questa cosa, perché sono molto timida, anche se non si direbbe, dato che ormai sono qui. Hai una voce che guarda la timidezza va via, scompare anche lei, scappa. Però sì, sono una persona molto timida, molto riservata, e a volte l'esternare queste emozioni non mi riesce molto semplice. E lo faccio con la lirica. E lo fai benissimo. Con la lirica dai ho notato... sfogo a quello che forse trattieni? Ma perché non puoi mentire con la lirica. Ho notato questo studiando l'opera, studiando il personaggio, studiando l'aria in generale, che anche un qualsiasi fatto il mood della giornata, magari sei nervosa, magari sei un pochino più arrabbiata, scherzosa, triste, gioiosa, ti influenza. È bellissimo. E sai quel detto famoso che dicono su a Milano, no? Canta che ti passa. Canta che ti passa, è vero. Non ti puoi nascondere con la lirica, perché la lirica è il massimo grado dei sentimenti e delle emozioni, un linguaggio veramente che esterna proprio le emozioni, e non ti puoi nascondere dietro la tecnica, dietro le parole, ci si legge in faccia. È bravissima, sei straordinaria. Grazie. E ti assicuro che hai fatto arrivare a tutti un'emozione molto forte, hai delle capacità, un talento credo, perché proprio riesci, alla fine c'ero io così nella parte che ho detto oh, che fantastico, ragazzi, bravi tutti, veramente. Io vorrei anche loro rivederli perché sono fantastici. È un peccato che appunto non sempre possiamo fare queste cose, perché sono davvero da 100 e lode tutti. Volete fare qualche salutino, ragazzi, prima di andare via tutti quanti a uno? Vai, veloci. Vado io, okay, vai tu, vai. Niente, io innanzitutto ringrazio il mio maestro per forza, perché se no non sarei qui di mia spontanea volontà, assolutamente. Lui ci sprona tutti. Sì, poi saluto la mia famiglia che mi sta guardando, tutti quanti quelli che sono connessi, mia sorella da Napoli che mi ha prestato il vestito. Bellissimo, brava perché sorella. Lei Bellissimo. studia danza classica, quindi sì. E niente, saluto tutti quelli che mi stanno seguendo. Grazie Giulia, grazie. Allora, Clelia, vai, qualche salutino rapido? Anche io ringrazio soprattutto il maestro, perché anche io non sarei stata qua. L'emozione, che comunque sono passi che si fanno per andare avanti. Sì, infatti, poi la mia famiglia, il mio ragazzo e tutti quelli che ci stanno guardando. Grazie Clelia. Mille. Tony? Ringrazio ovviamente il maestro Salvo per la professionalità, per il percorso che stiamo facendo e anche per l'amicizia, che ormai siamo amici, è la cosa più importante. Ringrazio te, Mary, per questa occasione, tutto lo staff, tutta la Bella Radio TV. Grazie. E poi ovviamente ringrazio e saluto più che altro mia moglie, che è il mio
La tua sostenitrice. Proprio il mio sostentamento che mi sostiene in tutto, i miei figli, i miei cuccioli che sicuramente mi stanno guardando. Sì, prima è arrivato un bravo papà, te lo dico ora. Il piccolino. Un messaggino, io ho la live aperta qui, quindi sto leggendo tutto. C'è il piccolino di 4 anni che quando mi sente cantare fa anche lui, mi imita, fa tipo la voce è così. Bello. E poi tutti i parenti e gli amici che sicuramente mi stanno guardando, grazie ancora, una buona serata. Grazie. Rimane solamente la nostra Giadina. Sì, io ringrazio ovviamente il maestro per la sua fiducia che dà in noi. Scusate, ma io a parlare preferisco cantare che parlare. E io vado al contrario. No, io impazzisco. E poi ovviamente ringrazio tutti voi, ma soprattutto ringrazio il maestro non solo come figura di maestro, ma anche come veramente un secondo padre, perché veramente anche ieri vi ho seguito, è veramente anche uno psicologo, farmacista, Sì. di tutto e di più, veramente di so. tutto. E poi saluto anche la mia famiglia, ovviamente. Grazie ragazzi, siete stati bravissimi, vi aspettiamo, tornateci a trovare, i ragazzi della Lirica, facciamo un applauso, ci vediamo presto, grazie davvero di cuore, ci vediamo presto. Sì, allora Salvo, se tu sei d'accordo con me, Sì, dimmi. tu ancora non hai cantato. No, devo cantare Non per va forza, bene qualcosa. Devo cantare non per va bene, forza. non va bene questa cosa, sì, devi cantare per forza, anche perché questa sera c'è un qualcosa di carino. Noi stiamo salutando i ragazzi della Lirica. Ma lo vuoi l'asta? Ok. Stiamo salutando i ragazzi della Lirica. Dobbiamo dare il benvenuto alla musica pop, giusto? Quindi, secondo te, possiamo fare qualcosa tra lirica e pop? Possiamo mischiarle, sì, possiamo mischiarle. Non sarà facile, ma possiamo mischiarle. Io so che tu puoi tutto. Lui può, perché lui può. Quindi dimmi se Quindi ci facciamo un duetto. Come Vuoi fare un facciamo? duetto con me? No, io ancora non mi sento nella possibilità di fare questa cosa. Non scherziamo con le cose, prima o poi riusciremo. Faccio un duetto da solo? Tu due? Su, Faccio un duetto da solo. Su dai, is faccio meglio un che duetto da one. solo. Voglio vedere Quindi tra così lirica e pop. salutiamo la musica lirica e poi facciamo entrare la musica pop, giusto? Quindi fra lirica e pop. Voglio vedere. Il brano lo presenteremo dopo, tanto lo riconoscete. A sorpresa, voglio vedere cosa fa tra lirica e pop. L'ha detto lui. When we feel in love, no knocking what it was. I will not give you up this time, darling. Just kiss me slow. You are in all my home, and in your eyes you're all in mine, baby. When you say you look at me, and when underneath my breath you hold it, darling, you perfect tonight. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare, con i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi, e siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile, stavolta non ti lascerò. Mi baci
piano ed io torno ad esistere e nel tuo sguardo crescerò. Ballo con te nell'oscurità, stretti forte poi a piedi nudi noi. Dentro la nostra musica ti ho guardata ridere e sussurrando ho detto tu stasera mi sei perfetta per me. Ballo con te nell'oscurità, stretti forte poi a piedi nudi noi. Dentro la nostra musica ho creduto sempre in noi, che sei un angelo e ti ho aspettato, quanto ti ho aspettato, Perché tu stasera vedi sei perfetta per me. Ti è piaciuto questo duetto? Qua gli applausi hanno un inizio, ma non hanno una fine. No, vabbè. Ero là perché sono uscita dal scena. palco, ti ho voluto lasciare la scena completamente. Capito? Se rimani imbambolata, ero lì con un artista che dopo salirà su questo palco insieme a sua moglie. È una forza assurda, cioè riuscire a fare questo nell'arco di nemmeno un secondo, questo cambio non è una cosa, non è facile, non è una cosa per facile. niente facile. Questo non è solamente bravura, sicuramente è studio, ma c'è anche molto di cuore. Molto di cuore, questo è vero. È quello forse che comanda più di ogni altra cosa. Quello decide, che proprio decide quello che devi fare, il cuore. Quando canti col cuore. Guarda, c'era un cantante lirico, no? Famosissimo, Giacomo Lavori Volpi, che diceva che per cantare ci vogliono 3 cose fondamentali: la voce, l'orecchio e il cuore. Bellissimo, ed è vero. Il maestro Salvo Todaro, non c'è altro da dire. Grazie. Andiamo avanti noi, dai. Andiamo avanti, adesso andiamo nella categoria pop. Quindi i ragazzi vogliono il leggio del pop, lo lasciamo qua. Mettiamolo qua, così lo mettiamo di lato, così siamo belli tranquilli e non abbiamo più problemi, e chi lo vuole eventualmente lo andiamo a prendere. Li vuoi chiamare tu? Perché ne abbiamo, sì, te li faccio chiamare a te tutti i nostri allora, ragazzi. ritorna con noi Giada Romano. Lei ritorna qui. Ritorna con noi Giada Romano, rieccola, hai visto? Era uscita, se n'era andata, no? Certo, parte Torna del qui. duetto, la rivoglio vicino, ormai qui siamo diventate insieme, inseparabili. Poi Andiamo avanti, Grazia Piccinni. lei Piccinini? invece- Piccinini. Insomma, vabbè. E Piccina. Buonasera, Grazia. Esther purtroppo non c'è, è malata. Giuseppe De Luca. Eccolo, il nostro Peppino. Peppino. Vieni qua, come on baby. Buonasera Peppe, anche a te. Scegli destra o sinistra, indifferente, dove ti fa più simpatia. Ritorna anche Clelia. Ciao Orella. È la nostra Clelia. Ti do tutto di nuovo. Mi dai tutto a me? Da Sì. che lato iniziamo? Da Giada? Giada. Quindi diamo il microfono a Giada. Di là, se qualcuno mi chiude la porta, grazie ragazzi, perché altrimenti fischiano tutti. Allora Giada, noi abbiamo già parlato. Sì. La prima, la prima apparizione l'hai fatta da lirica, adesso rientri nel tuo mondo, diciamo, quella che è la tua musica. Quindi parte di un duetto, come appunto ha detto il maestro, insieme alla figlia. Quale brano questa sera? Questa sera abbiamo un brano molto bello, raccontaci. Il titolo è I'll Never Love Again ed è una canzone presente nel film di Lady Gaga, A Star Is Born. Anche qui, anche questa è molto drammatica, perché parla stavolta di lei che perde il suo amore
e quindi dice infatti io non potrò mai baciare e accarezzare qualcun altro come ho accarezzato te, quindi c'è molta anche Molto forte, molto sentita. Sì. Come mai la scelta di questo brano? Perché io mi reputo molto, cioè amo proprio le canzoni drammatiche, sì. Ok, ma ci sta anche questo, Giada, non ti preoccupare. Sei pronta? Sì. Vuoi l'asta? No. Ok, adesso la vediamo a 360 gradi. Giada Romano. Wish I could say goodbye. I wanna say it when I wanted to, trying to save a part of you. If I knew it would be the last time I had broke my heart in two, trying to save a part of you. Don't wanna feel another touch, don't wanna start another fire, don't wanna know another kiss, no another name from my lips, don't wanna give my heart away to another stranger, don't let another day you go, for guessing he's another in no another love, love again, love again. When we first met, I never did a home for. I never thought that to find myself loving in your arms. And you wanna pretend to not true. Oh baby, there you go. 'Cause my rock keeps a turning and turning and turning, and not to move it on. Don't wanna feel another touch, don't wanna start another fire, don't wanna know another kiss, no another name for
bravissima Giada, davvero spettacolare. Te l'ho detto prima, lo ribadiamo di nuovo. Una forza. Bravo, molto. bravo. Quanti anni ha che studi con maestro Toro? 10. Ci posso riuscire pure io. Brava, complimenti. Molto brava Giada. Allora, andiamo a Grazia, da quel lato. Passi il microfono. Grazia, ben arrivata anche a te. Buonasera. Buonasera, innanzitutto ben arrivata. Allora, categoria pop. Da quanto tempo sei con il maestro? Un annetto. Un annetto, sì. Un annetto. Un'altra voglia di musica da quando eri piccolina o ritrovata strada facendo? Allora, io quando ero piccola studiavo canto, poi diciamo che la mia voce ha fatto un cambiamento simile a quella dei maschi. Non so se la sentite, no? Sì. Poi la sentirete anche cantare. Ok. Quindi diciamo che ho avuto questo periodo di crisi dove la mia voce si è abbassata drasticamente e non volevo più cantare, fino a quando poi, diciamo, crescendo ho realizzato che ci sono diverse tipologie di voce e quindi anche con una voce bassa potevo cantare, e ho ricominciato con il maestro. Canta adesso, la sentirete cantare, è un brano particolarissimo, molto bello, ma ovviamente con una vocalità proprio... Questo brano chi l'ha scelto? Io posso svelare già di chi è il brano, lo possiamo dire? Sì, puoi è dire, il brano certo. di Amy Winehouse, Amy giusto? Winehouse, certo. E lei anche lei ha un E per questo abbiamo cercato di scegliere l'abbiamo dei anche brani. dovuta abbassare. L'abbiamo anche dovuta abbassare, pensa un po'. Guarda Cioè, un già Amy Winehouse la canta in una tonalità bassa, l'abbiamo dovuta abbassare ancora di più. Ma perché guarda lei che c'è una voce molto particolare. una voce molto particolare. Non comune, quindi sicuramente può essere anche molti punti a favore, perché le voci, diciamo, normali, invece quella particolarità. Una voce particolare, ma adesso l'ascolteremo. Va bene, siamo pronti. Qua mi avete fatto venire una voglia incredibile. Mi metto Vuoi qui perché mi vuole vedere. Ah, ok, tutti con il maestro davanti. Non lo voglio dietro il maestro. Ok, il leggio lo vuoi? No, grazie. Ragazzi, sono molto curiosa. È stato scelto questo brano Back to Black, appunto di Amy Winehouse. Sentiamo Grazia, che vedo con un grande sorriso, anche lei. È emozionata ma carica. Dai. He left no time to regret, kept his dick wet with his same old safe bet. Me and my head high and my tears dry, get on without my guy. You went back to what you knew, so far removed from all that we went through. And I tread a troubled track, my odds are stacked, I'll go back to black. We only say goodbye with words, I died 100 times. You go back to, and I go back to, I go back to eyes. I love you much, it's not enough. You love blue and I love buff. And life, it's like a pipe, and I'm a tiny penny rolling up the walls inside. We only say goodbye with words, I died 100 times. You go back to, and I go back to,
100 times. You go back to and I go back to. Black, 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 black. We only say goodbye with words. I died 100 times. You go back to and I go back to. We only say goodbye with words. I died 100 times. You go back to and I go back to black. Complimenti, Grazia. Grazie. Bravissima, particolarissima. Hai sentito? Io ti passo davanti, scusami. Vai, Salvo, tranquillo. Particolarissima, hai una tonalità, proprio un mood meraviglioso. Grazie. Questo grattato un pochino, mamma mia, brava. Lei è la mia toffoletta, lo sapete? No, l'ho scoperto adesso. Li sto scoprendo tutti adesso e sono Perché meravigliosi. sai perché? Perché mi ha detto una volta, venne da me e mi ha detto, perché scrivevo nell'agenda i nomi, no? Dice, ma mi puoi mettere un soprannome? Mi ha detto, come sento soprannome? Che soprannome? Siccome mi piacciono le caramelle con mose, così ho detto, toffoletta, la toffale, la toffi, Dai, no? ci piace, è dolciosa, Dolciosa, che è grazie. dolcissima lei, anche. Complimenti anche a te, Grazia. Dopo torno da voi per farvi fare i salutini. Adesso invece arriviamo, stasera abbiamo prevalenza di donna. sì, abbiamo lo prevalenza so, di donna anche nel lato pop. Qua. Lo so, Non so, purtroppo che ci posso fare? Cioè, quando io faccio tutti i programmi ho prevalenza di uomini invece nel lato neomelodico, tutti uomini. Questa sera a proposito, prima che lo dimentico, Salvo, ci sono due ragazzi che ti stanno facendo due allievi tuoi. Un saluto maestro, non sono potuto venire per la febbre, Orazio e poi lui non so come si chiama, mettimi il nome perché ha un soprannome. Cirino? No. Un Leoneddo da Savano? Sì, esatto, Leone Savastano, chi è? Un Leoneddo da Savano. No, lui è Leone Savastano, non lo so chi è. Vabbè, comunque gli lui, mandiamo un bacio, raga. Verranno la prossima, non vi preoccupate. Andiamo dall'unico uomo della categoria pop, eccolo Giuseppe. qua, dai, Giuseppe. Ciao a tutti. Ciao Giuseppe, buonasera anche a te. Ben arrivato. Allora, anche per te, stessa identica ormai li stiamo scoprendo come diciamo allievi di Salvo. Come siamo arrivati a Salvo e da quanto tempo? Sempre amante di pop oppure prima c'è stato un altro? Ti sta portando anche a te alla lirica, dimmi la verità. No, ancora al momento okay. no. Per il momento, non ti preoccupare, guarda tu c'hai. No, quando vocalizziamo per ora me lo porto sulla lirica. Ok. Ora tutti devono studiare la non ti lirica. preoccupare, Tutti. non ti preoccupare. Anche quindi i neomelodici devono fare la lirica. Preparatevi da quel lato, sappiatelo, preparatevi. No, niente, diciamo che la musica è stata sempre una mia passione da piccolo. Essendo anche che mio padre è chitarrista, Bello. quindi mi ha trasmesso questa passione della musica. Non lo perché fate mai che lui suona e tu canti? abbiamo anche un gruppo Hanno una assieme. band, Sì, abbiamo come un si gruppo. chiama? E ancora questo lo dobbiamo stabilire. Perché ancora non abbiamo fatto serate, ancora proviamo. Però Qua li vogliamo tutti live, ci vengono a suonare tutti quanti. Facciamo una livata. vabbè, con Facciamo piacere. una livata. La livata facciamo, ok. E quindi questa passione da sempre. E poi grazie a un amico che andava, diciamo, a lezione da Salvo, ho provato così, non ci credevo tanto, sono sincero, perché sono molto autocritico. Ok, quello è un punto a favore. Sì. Poi grazie a Salvo che mi ha fatto, diciamo, trovare a mio agio. Ora già quanti sono? Più di 5 anni che vado a lezione da lui. Sì. Senti, voi avete scelto un brano
un brano, avete scelto un brano prettamente, ecco perché uscì il brano, un brano prettamente femminile, Lara Fabian. No, già sbagliato. no. Ah, me ne sono andata quella da era Esther. Che è malata, Esther. Scusa, fai finta di niente. Tranquilla. Ah, ok, questo è ancora più bello. Un grandissimo classico che hanno cantato tutti e che si canterà, penso io, fino alla fine del mondo, di Michele Zarrillo, 5 giorni. Sì. Come mai la scelta di questo brano? Anche questo è drammatico. Ma stasera che avete tutti quanti queste canzoni? Raga, spiegatemelo. 5 giorni che ti ho perso. Una tragedia. Sì, quell'altra muore. Quella Cioè, è la fine di un amore, la tragedia. Che è stasera? No, diciamo che è un brano che mi è sempre piaciuto, trasmette molto come brano, quindi ho voluto provare a cantarlo. E noi siamo pronti ad ascoltarti. Vuoi l'asta? No. No. Vuoi il leggio? No. No, tu qua stasera che te pare? dopo che mi facesti preparare tutto, giusto? Vai. Sono più belli senza niente. Lo so, ma mi fanno preparare tutto. Sei il nostro maestro. Hai ragione. Cama fa. Giuseppe? Sei pronto? Luca, vai. Sì. Eccolo. Questa vita, ma tu non mi hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro una ferita e in me non cicatrizzi mai. Faccio male anche a un amico che ogni sera è qui. Io ho giurato di ascoltarlo, ma tradisco lui e me. Perché quando tu sei ferito non sai mai, oh mai, se conviene più guarire o affondare giù per sempre. Amore mio, come farò insegnarmi a vivere? È proprio io che ti amo, ti sto implorando, aiutami a distruggerti. 5 giorni che ti ho perso, 1000 lacrime cadute ed io inchiodato a te, tutti ancora più di tutto per cercare di scappare. Ho provato a disprezzarti, a tradirti, a farmi male, perché quando tu stai annegando non sai mai, oh mai, se conviene farsi forza o lasciarsi andare giù nel mare. Amore mio, come farò a rassegnarmi a vivere? E proprio io che ti amo, ti sto implorando, aiutami a distruggere. Se un giorno tornerò nei tuoi pensieri, mi dici tu chi ti perdonerà di esserti dimenticata ieri, quando bastava stringersi di più, parlare un po'.
aiutami a distruggerti. Grazie. Giuseppe De Luca, bravo, complimenti anche a te. Hai visto gli uomini pochi ma buoni? Molto buoni. Pochi ma molto buoni, Salvo, molto buoni. Allora, ritorniamo a Clelia, da quella parte. Con Clelia abbiamo già chiacchierato. In questo caso, come mai anche il pop? E perché, diciamo, lei viene un po' da questi due mondi e quindi io per ora la faccio navigare su questi due mari, chiamiamoli così. Ok. Poi sarà lei a scegliere La strada che ritiene che più gli turna, piace. più opportuna. Senti, avete scelto un brano che abbiamo cantato tutti e ricantato con lei, ci siamo cresciute, le sue canzoni le abbiamo, chi ci piangeva, la Laura Pausini della situazione. Avete scelto Come se non fosse stato mai amore. Chi l'ha scelta questa? Io. Vedi, sono tutte così, quella si dispera, Drammatiche. questo si ammazza, quella come se... Stai ragazzi. Back to Black, cioè non lo so io. Dopo vi butto io in aria, non vi preoccupate, ci penso io. Però ci c'è penso io con un po' di ritmo del Love Me. C'è un motivo del perché abbiamo scelto questa. Perché avete scelto questa stasera? Perché è una canzone, diciamo, colorata. Non ha solo... ora, ovviamente la conoscete. Sì. Ci sono momenti con più... come posso dire... La voce che è più alta, alta, ok, esatto, tu riesci a quindi... giocare di più con la voce. Esatto. Quindi hai scelto proprio Quindi questo. abbiamo scelto questa apposta. Va bene. Vuoi il leggio? Sì. Vuoi tutto? Ok, Clelia. Siamo pronti ad ascoltarti, tra l'altro con un brano meraviglioso che sono sicura canteranno tutti insieme a te, perché di solito sono stati, a parte il nostro uomo qui, tutte musica, diciamo, straniera. La maggior parte sono tutti musica straniera e invece adesso ritorniamo all'italiano con la Pausini e questo brano bellissimo. Ve la lasciamo e la torniamo ad ascoltare, la nostra Clelia Ciaurella. Capito che è da oggi che comincio senza te e tu l'aria assente, quasi come se io fossi trasparente. Vorrei fuggire via, nascondermi da tutto questo, ma resto immobile qui. Senza parlare non ci riesco a staccarmi di te e cancellare tutte le pagine con la tua immagine e vivere come se non fosse stato mai amore. Io sopravviverò adesso ancora come non lo so. Il tempo qualche volta può aiutare a sentirsi meno male, a poter dimenticare, ma adesso è troppo presto e resto immobile qui senza parlare. Non ci riesco a staccarmi da te e cancellare tutte le
resto ancora così, senza parlare, senza dirti non te ne andare, non mi lasciare tra queste pagine. E poi vivere come se non fosse stato mai amore. Brava Clelia, brava anche a te. Un brano della Pausini, ragazzi, meravigliosa la Pausini, conosciuta. E Mary Milani si stava spaccando la faccia. Si è vista la mia papera in diretta televisiva? No, Ci non fu se ne accorto nessuno. la torre Non di se ne Pisa, accorge ci fu. nessuno, La certo. torre di Pisa successe qui sullo studio di Balla Radio. Va bene, lo so. Dai, ok. Ora a chi tocca adesso? C'è qualcun altro? No, chi c'è che... Quella qui che è cosciona. La Vai, vogliamo vai. mostrare un attimino? Ah, cambia microfono, giusto? Sì. Ti do quello mio rosa. Ok, va bene, ci siamo. Questa sera invece porteremo solo noi, l'ultimo singolo che il maestro Salvo mi ha alzato di un tono. Andiamo. Saluto tutti quanti, ovviamente tutti coloro che in questo momento sono collegati. Vamonos. Lo so che mi pensi anche quando non ci sei. Che proviamo, lo sappiamo solo noi. Giro per la città, ma manchi solo tu. Tra mille persone sai, io vedo solo te. Solo noi, sotto la luna dirci di sì. Solo noi, il mondo si ferma quando sei qui. E quando ti guardo non servono parole nel caos di tutto. Tu sei la mia canzone, prendi la mia mano, scappiamo via di qua. Scappiamo via di qua. Non conta nient'altro se ci sei tu qua. Il mondo si ferma quando sei qui. Non conta nient'altro se ci sei tu qua. Ogni passo che faccio mi porta verso te. Anche se lontani nel mio cuore solo tu. Cerco il tuo sorriso in ogni volto che passa accanto a me, ma nessuno è come te. Solo noi, sotto la luna dirci di sì. Solo noi, il mondo si ferma quando sei qui. E quando ti guardo non servono parole nel caos di tutto. Tu sei la mia canzone, prendi la mia mano, scappiamo via di qua. Scappiamo via di qua. Non conta nient'altro se ci sei tu qua. Il mondo si ferma quando sei qui. Non conta nient'altro se ci sei tu qua. Tu ed io insieme non c'è niente di più. Ogni giorno è un sogno se ci sei tu. E quando ti guardo Non servono parole, tu sei la mia canzone. prendi la mia mano, scappiamo via di qua, scappiamo via di qua. Non conta nient'altro se ci sei tu qua. Il mondo si ferma quando sei qui. Non conta nient'altro se ci sei tu qua. Bravissima. Bravo. Porta energia. Ancora di più ne vogliamo. Porta energia, porta molto Ancora tanta di più. energia. Dopo brani un pochino più strappalacrime. Esatto, finalmente. Ora parliamo di Love Me. Bellissimo, ragazzi, mi sono divertita. Foto, tutti in posizione Andiamo. foto. Veniamo. Venite qui. Mettiamoci con un bel sorrisone. 1, 2, 3, cheese.
Ragazzi, prima di salutarvi, volete fare un salutino? Sì, giusto. Volete fare un salutino? Clendi, a te già te l'ho fatto fare. Di fare un repeat anche no? Grazie. Vuoi fare qualche salutino? Sì, allora io saluto mia mamma e mio papà e li ringrazio per sostenermi sempre. E poi saluto mio fratello che mi ha trasmesso la passione della musica perché siamo un po' una famiglia di musicisti. Bella questa. E quindi ringrazio loro. Grazie, grazie. Andiamo da Giuseppe. Sì, io saluto mia moglie e mio figlio che non è stato bene in questo periodo. Ah, ma anche lui con l'influenza? Influenza. Va bene. Quindi mando un bacio, ciao Mario, ciao Fede. Gli mandiamo Voglio un bacio. bene. Poi saluto mia mamma, mio papà, mio fratello, i miei suoceri, i miei cognati, i miei zii. Le family al completo. Grazie. E poi Clelia, c'è qualche altro salutino che volevi fare? Io a mia sorella, un saluto particolare per mia sorella. Perfetto. Va bene ragazzi, noi sì, questo lascialo qui. Vi ringraziamo. Tu passa di là, subito di là, abbassa la testa e passa di là, che abbiamo il prossimo ospite qui ancora. Il prossimo step. Ringraziamo i ragazzi della categoria pop. Grazie ragazzi, grazie di cuore per essere stati con noi. Allora, avevo bisogno di una coccola. Una piccola ma poi lo coccola. facciamo un duetto insieme. Sì, facciamo tutto, mi sta piacendo questa cosa da morire. Facciamo un duetto insieme. Sì. Ok, allora adesso ci trasferiamo nel lato, diciamo che è casa mia. Partenopeo, diciamo, andiamo un po' sul partenopeo, Esatto. quindi andiamo un po' sul neo. Sul neomelodico, sul napoletano, diciamo che tanti artisti che io ho il piacere di avere sempre qui con me sono anche i tuoi allievi. Sì. E questa sera ne abbiamo... qualcuno non è potuto venire, Alessio Rodi non è potuto venire, Cirino, Orazio, ci sono tanti altri. Ma ne abbiamo altri. Li vuoi chiamare tu? Li chiamo io, vediamo. Ormai è una prassi. Tini, se vuoi vedere qui come... ok. Allora abbiamo qui il nostro Anthony, eccolo qua. Fresco, giovanissimo Anthony. Buonasera Anthony, che qui a casa questo studio l'ha calcato tante volte. Lo conoscono bene. Vieni tesoro, siedi. E abbiamo adesso il nostro... A lui farò studiare un'aria lirica importante. Se quello che penso io, lui ha una voce bellissima che può farlo tranquillamente. Sì. Emanuele Vezzosi. Vezzosi, dov'è? Il nostro Emanuele. Lui ce l'ha. Sparito. Si è perso strada facendo... Emanuele, dove sei Emanuele? Il nostro Emanuele. Non ti preoccupare, andiamo avanti. Vabbè, andiamo avanti, verrà. Poi arriva dopo? Arriverà Emanuele, arriverà. Sì, chi c'è dopo Emanuele? No, non c'è. C'erano, ma non sono è vero, sono influenza. Questa sera ne ho due miei. Ce l'abbiamo Emanuele. Va bene, Salvo, facciamo così. Iniziamo con Anthony e poi andiamo con Emanuele. Allora... Eccolo. Vieni Manu. Emanuele Vezzosi, questo ce l'abbiamo. Buonasera a tutti. Buonasera Emanuele. Salvo, mettiamoci anche noi nelle poltroncine. Certo, vediamo. Con chi iniziamo dei due? Con chi vuoi iniziare stasera? Ci ha dato già il microfono. Vabbè, inizia lui, dai. Dove sta andando? Lui qua, siccome viene sempre, ormai è abituato che si alza e va a cantare. No, qua siamo in condizioni del maestro, siamo allievi del maestro Salvo. Sì. Raccontami qualcosa del maestro. A parte che ve lo dico, ora te lo dico cosa, prima voglio dire una cosa. Anthony anche nella... I coppi in bacchetta magari nei raccontari. Prima dobbiamo andare un'altra. Anche Anthony è in una fase importante del cambio vocale. Del cambio vocale, sì, infatti. Quindi anche lui si è abbassato un po' di tonalità e in questi casi, specialmente in questi casi, le voci vanno trattate con molta attenzione, perché è proprio il momento in cui possono anche, diciamo, avere qualche problema. Come vedi, per esempio, uno dei ragazzi che, diciamo, è passato sotto la mia scuola proprio in questo periodo è stato Matteo Milazzo. Sì. Matteo Milazzo, che praticamente ha avuto questo calo e poi piano piano abbiamo ricostruito un po' la vocalità e è ritornato, diciamo, a cantare e canta sempre benissimo. Ed Anthony, devo dire questa che è la cosa di Anthony. Noi lo vediamo spesso, sa anche lui, nonostante tutto è fantastico, sta migliorando sempre di più. Cosa avete deciso stasera? Stai perdendo tempo, la mia canzone.
bravo, Hai visto? e direi che ci sta proprio. Noi prima abbiamo provato anche altre canzoni. Bravo Anthony, bravo. Siamo pronti e lo riascoltiamo. Il nostro Anthony. Non ci può fare niente, non mi sei innamorato e tu domanda ancora come mi è capitato. Se chi l'hai già sposato e te ne c'è una casa, a moglie regala aspetta sera. Non si capisce ancora chi se ne quella pessa che tu va bene vero e non sta a sentire. Stai perdendo tempo, sto paglione innamorato. A moglie tornare tu non vuole negare. Non è cosa d'altro, faccio magari non da niente che mancare. Poi vincere tu, stai perdendo tempo, non facci con te stasera. Cancella per un numero, tu piega non risuona. Potrà avere scelto magliona, ma tu ti puoi innamorare. So di testa sta, ma non ti porta niente. Tu sei una pagliona, non mi vuoi chi si sbaglia. Trova una pagliona, tanto vuole bene, tanto per dare nel mio cuore. Non si capisce ancora chi se ne quella pessa che tu va bene vero e non sa segnare. Stai perdendo tempo, sto paglione innamorato. A moglie la rittano come le nepote. Non è cosa d'altro, faccio magari non da niente che mancare. Poi vincere tu, stai perdendo tempo, non facci con te stasera. Cancella per un numero, tu piega non risuona. Potrà avere scelto pagliona, ma tu ti puoi innamorare. Perdendo tempo, non facci con te stasera. Cancella per un numero, tu piega non risuona. Potrà avere scelto pagliona, ma tu ti puoi innamorare. Grazie. Ehi, Anthony, Bravo, bravissimo, hai visto? ho visto e ho sentito. Hai visto che si comincia anche a muovere un pochino? Sì, lui. Sì, ma perché se non si muove... ti dirò che cosa... Ti metto, questa è una delle bacchettate? Questa è una delle bacchettate che ti dà, e ancora sai quante, però stai facendo solo bene alla tua vita e al tuo futuro, Sì. con quello che stai facendo, perché il maestro Salvo è il numero uno, senza togliere niente a nessuno, ma state vedendo anche voi, non c'è niente da dire. Allora, Anthony, che poi tra l'altro l'altra volta è venuto qua, ci ha cantato anche Aria Pulita. No, Visto? bella stella. Bella stella. Salvo, ti giuro, eravamo tutti a guardarlo, quindi lo conosciamo e sta crescendo molto bene. Bravo Anthony. Allora, andiamo da Emanuele, un altro allievo del maestro Todaro, e quando lui ha detto lui deve studiare lirica, perché lui ha quella voce, ce l'ha? Ma noi abbiamo una voce importante, molto importante. E le voci così importanti, così grandi, sono più difficili da gestire. Vero? Certo, perché tu hai tanto materiale che devi però controllare, non lo puoi, diciamo, tirare tutto fuori, quindi il controllo è fondamentale. E lui piano piano si sta... Ma già qualche lezioncina di questo genere l'avete fatto o ancora? No, ancora di lirica no, però... Ok. però Tanto la devi fare pure tu, te la fa fare. ci siamo vicini. Come ha spiegato ieri, questa è una cosa che serve per conoscerci. Per conoscere conoscere la il proprio nostra organo vocale. potenzialità. Esatto. Cioè già lui a me quando certe volte mi fa fare solo un movimento di bocca, senza far uscire niente, cambia in un modo assurdo che io lo guardo e faccio ma l'ho fatto io solo con un movimento di labbra. Sì, perché la bocca, è la bocca. Ma noi Smettila di aprire. noi quando cantiamo, no, non ci rendiamo conto che non si canta solo con le corde vocali. Le corde vocali è un mezzo, sono due piccoli muscoli fonatori, fanno un suono e basta.
Ma la voce e il canto viene fuori dalla spinta di molti muscoli che noi mettiamo in azione, addominale, il diaframma lo conosciamo, sappiamo, ma addominali, dorsali, parete pelvica, muscoli facciali, la lingua che è anche un muscolo, quindi noi dobbiamo stare attenti a molte cose, no? Noi molte volte ne pensiamo, noi andiamo a cercare, e questo è un grandissimo errore che fanno molti ragazzi, andiamo a cercare le vocali, no? Andiamo a cercare una A, una O, una U, mentre praticamente sono tutti lì, basta solo aprire la bocca per dire 3 vocali, per esempio, dalla U all'O. Guarda, lo so. Ti faccio un esempio, Sì. solo che così. Solo con l'apertura della Capito? bocca. Questo fai sono 3 quello che vocali. ci fa fare pure, sì. È vero, è verissimo, è una magia. Cioè, per noi è una magia, ma poi quando lo vivi è vero. È solo un movimento di bocca. Grande Salvo. Allora, Emanuele, dimmi tu qualcosa del maestro. Ma è da un anno che già sono con il maestro Totaro. Ho scoperto un nuovo mondo. Un nuovo mondo che è meraviglioso. Bellissimo. Meraviglioso. Allora, quale brano mi avete tolto tutto? Vabbè, sono sicura che hai scelto il grande classico che ci... No, fa un brano suo. Poi, Ah! sì, poi ho pensato una cosa, Mary, che Dimmi. visto che praticamente c'è stata una moria di tanti Tutti ragazzi, i nostri fra cui neomelodici? I neomelodici, io questa sera gli voglio far cantare 2 brani per uno. Possiamo? Ok, fare questa cosa? ok, molto velocemente. Perché un brano poi, specialmente che canta lui, è un brano di un'energia micidiale, ma questo lo farà dopo. Va bene, vai allora, Non Manu. può farne mai sto bene. Questo è l'ultimo singolo. brano, sì. Fatto più vicino, ma che stai pensando? Se vuoi tu parlarmi, io sto zitto e sento. Ma dimmi perché mi stai chiagnendo? Guardami dall'occhio, ma tu stai tremando. Dimmi che ti piglio, ma che dice la gente? Amo non ne ha credere a nessuno, se io vero mi va bene, non ce ne stanno più belle. O sai per me tu sei l'unica che me ne faccia una femmina, si tenga già una moglie e non fa brutto pensiero. O sai che sei gelosa e ancora sai che te non ci stanno più belle. Anche se gira sul mondo gli voglio a te solamente e tutto il resto non conta, non ci stanno un momento. Non ti senti in te pena, non può finire mai sto bene. Dammi che sti in mano, io vado pensiero, spoglio di sti panni, o figa io ti voglio, sì, voglio f'amore, fino a dimane non ce ne stanno più belle, o sai per me tu sei l'unica che me ne faccia che una femmina, si tenga già una moglie e non fa brutto pensiero. O sai che sei gelosa e ancora sai che te non ci stanno più belle. Anche se gira sul mondo io voglio a te solamente e tutto il resto non conta. Non ci stanno un momento, non ti senti in te pena, non può finire mai sto bene.
quando si gira il suo mondo, io voglio a te solamente, e tutto il resto non conta, no, non c'è stato un momento, che non ti senti te bene, non può venire mai io sto bene. Grazie, grazie, Bravo Emanuele. grazie. Ultimo singolo. Già stiamo lavorando per un nuovo singolo. Anno nuovo. Sì. Bella voce Emanuele. Bella voce, Emanuele. Bella voce, Grazie. bella voce, complimenti. Torniamo di qua? Torniamo di là. sì, Torniamo vai, di qua? vai. Cosa avete scelto questa volta? Bella Stella di Franco Moreno. Questa ti piace, vero? Mi piace, sì, mi piace. La volevi cantare sempre. E gliela rifacciamo Gliela cantare. facciamo ricantare. dai. Vai Anthony! Tu conoscono drinda a me, ad nessuno mai dovrebbe. Tu sei l'anima vera che c'è sangue, a sentire bene cammina, ma non posso più vivere così. E a tutto il mondo da ci fa sapere che si scoppiano rinde che sto male. Vogliono cagamare senza idee. Un uomo che ce la voglio scrivere, tutta cena da sapere su troppo lavorato pagato sedere. Però tappeto d'ore voglio stare, a tu passi sempre tu, bella stella che nisciora da picciocchio. Dolce non puoi magari da scorrere, o da quanti mesi tu e da vita non voglio bene di ciò. Ma ce lo basta per essere dall'arabo, ma lo bene libertà e la cassa amore mangia via, mangia via, mangia via. Tutti i discorsi miei vanno ne te, perché ogni cosa tua mi piace a me. A ciò piccia con te una croce fuoco, e come legna maccia consuma. Un uomo che ce la voglio scrivere, tutta ce la da sapere che su troppo innamorato pagazzo si te. Però tappeto d'ore voglio stare, a tu passi sempre tu, bella stella che nisciora da picciocchio. Oggi non puoi magari da scorrere, o da quanti mesi tu e da vita non voglio bene da ciò. Ma ce lo basta per essere dall'arabo, ma le bene libertà che le cassa amore mangia via, mangia via, mangia via. Sia vita mia, e a vive te. Sia una poesia, e a vive te. Grazie. È carina, visto? È carina. Molto carino, anche perché, allora, devi sapere che io Anthony lo conosco che era piccolo,
Quindi vederlo crescere così, no? È una gioia, perché vedi anche tutti i cambiamenti, Certo, tutte le certo, cose, certo. ed è bello, è bravo, poi c'ha questi occhi Grazie. che è di mangiare la muzzucuni. Ecco, e sono sicura che anche lui sarà una bella soddisfazione, Una bella anche per no, te. questo sicuramente. Allora, ritorniamo di là, perché torna Emanuele. Facciamo un bel classico. Ma la catena. Lui lo ama questa canzone. Quante volte l'ha provata, sa? no, Come ma- classico è questa, vero? Sì, È una delle sue, uno dei cavalli sue di preferite. battaglia. E la dedico a maestro Totaro. Vai, Vanu, ti vogliamo risentire con Malacatena. Tu vuoi che rida, tu vuoi che chiagni, o sai che non me lagna e non può capire, non può capire. Ma la compagna mia, ma la catena m'è fatto schiavere, ma io dovrò dare pure io facendo gli anni racchincati con me e non peccate strane che ciascun dà per te. Fammi desiderare, non voglio bene, voglio mamma quella lacrima, ma la catena era una buona vita, una rosicchio e una rosa, già mi vedevi sposa, felice in braccia a me, e mi scordai per te. Ma la compagna mia, ma la catena pure io facendo gli anni racchincati con me e non peccate strane a ciascun dà per te. Fammi desiderare, non voglio bene, voglio mamma quella lacrima, ma la catena fammi soffrire per te, ma la catena. Grazie, grazie. Bravo Emanuele. Bravo Emanuele, visto che carica, Ti dà una carica questo brano. Sì, ma si sente, lui ha sempre amato questa canzone e ora ancora di più. Meravigliosa prima, ma sta acquistando tanto. Bravo Emanuele, complimenti. Allora, foto, mettiamoci in posizione foto innanzitutto, come sempre. Tutti carini, vicini, guardiamo il nostro Sonny. 1, 2, 3, cheese! Mi prende sempre in giro questa cosa della gamba. Prima di uscire, ragazzi, volete fare qualche salutino, qualche augurio? Voglio ringraziare il maestro per avermi invitato e poi voglio salutare tutta la mia famiglia, tutti belli di bello. Grazie Anthony, grazie di cuore anche a te. Io ringrazio il maestro Totaro, ringrazio lo staff di Bella Radio, ringrazio De Meri Grazie, e saluto i miei figli, saluto mia moglie e chi mi conosce, un grande bacio. Grazie Emanuele, grazie di cuore.
Allora Salvo, stasera li salutiamo i ragazzi, anche perché voglio fare chiudere il maestro io stasera, che direi è giusto e corretto. E ti dirò che chiuderemo insieme. Insieme? Chiuderemo insieme. Insieme? Va bene. Ora vedrai. Vediamo che cosa succede. Nel frattempo ragazzi noi a voi vi ringraziamo, ci vediamo e vi aspettiamo come sempre, ma voi qua siete di casa. Quindi grazie ad Emanuele Vezzosi e ad Anthony, alla prossima ragazzi, grazie. Allora organizziamoci per questo finale. Col botto, anche perché Salvo è andato a scegliere un brano che è molto quotato, tra l'altro nella musica napoletana. È molto... Ma io lo sgabello lo levo? O lo tengo? Salvo? Quello mio. Lo levo? O lo tengo? Vuoi che lo levo? Io mi siedo. Poi mi alzo. Sì, siedi allora, seduta qui. Esatto, tra l'altro è andato a scegliere un brano che è molto quotato nella musica napoletana, nel senso, sì, è molto quotato nel senso che viene cantato e ricantato, ma delle volte non è nemmeno molto ascoltato. Non è molto ascoltato, è cantato, ricantato, però questo è un brano praticamente di cui secondo me non tutte le persone che lo cantano conoscono il significato del brano. Che io vorrei spieghiamolo, Okay. perché è giusto che sia così. Questo è un brano che praticamente dal titolo potrebbe portare all'inganno, perché il brano è Dicite in cielo vuie. Ora, Dicite in cielo vuie praticamente porta all'inganno, perché dicite in cielo vuie a sta compagna vostra, perché io sono innamorato di questa compagna vostra, eccetera, eccetera. E purtroppo, diciamo, finisce lì. Se fai una domanda a molti, ti rispondono sì, perché lui gli dice che è innamorato di quella, quindi non ha capito niente del brano. Perché il brano che generalmente si fanno le prime 2 strofe, ecco l'altro errore. Vuoi fare 2 strofe per accorciarla? Fai prima e terza. Perché? Perché è proprio la terza strofa che spiega il brano. La reale canzone. Quello che dice il brano. E ora magari l'ascolteremo con tutte e 3 le strofe. Capiremo. E io ho bisogno di questa comparsa, ho E io bisogno di sono questa pronta. Donna a cui Comanda. dedicare questo brano. Però aspetta, prima, perché Dimmi. chiudiamo con il brano, Sì. salutiamo tutti. Salutiamo tutti, Io voglio certo. fare i complimenti a te per quello che riesci a fare, per come ci sostieni, per come ci supporti, soprattutto perché mi rendo conto che non è facile. Questa è solo una piccola parte di tutti gli allievi che Salvo ha. Sì, perché molti malati, molti non ci sono, molti vengono da fuori, quindi diventa Esatto, complicato. quindi è solo una piccola parte e vedete quello che lui riesce a fare, riesce a gestirci a tutti, a darci sicurezza, a sostenerci, a farci sorridere, a darci quello che magari ci manca in determinati minuti, quindi io ti ringrazio per la persona che sei e per quello che fai per tutti quanti noi e questa Io è la prima ringrazio cosa. te, ringrazio tutti qui Bella Radio per l'accoglienza e siete stati fantastici. Grazie a te. Ritorneremo nuovamente. Grazie per l'anno bellissimo che ci hai fatto passare. A Pasqua mi ha regalato anche la colomba di Pasqua, niente, è un coccolone lui. E quindi grazie per l'anno bellissimo anche da parte dei ragazzi, perché sono sicura che anche loro te lo vogliono augurare. Un buon Natale. Poi ce li faremo insieme, però in questo contesto lo voglio fare a te e alla tua famiglia. Un po' a tutti, esatto, e soprattutto un buon anno, e questo lo diciamo a tutti. Andiamo a concludere questa nostra seconda puntata con questo brano meraviglioso. Spero che anche chi è stato a casa, chi ci ha ascoltato, chi ci ha seguito si è divertito, e sono state soprattutto delle puntate piene di buona musica. Ci siamo divertiti anche, sì, siamo divertiti tanto. Io devo dire che queste 2 puntate mi hanno dato tanto, forse più di tutte le altre per tanti motivi. Quindi grazie maestro Todaro, grazie davvero di cuore e grazie a voi. Noi andiamo a concludere così. Dicite in cielo a sta compagna vostra che hai già perduto suono e fantasia, che penso sempre che tutta vita mia io non ci volessi
ma non ci saccio dire. La voglio bene, la voglio bene assai, e dice in cielo voglia, che non mi scordo mai. Catena che a me tormenta l'anima e non mi fa campare. Dice in cielo che una rosa è magia, che assai più bella è una giornata sola, da bocca sua più fresca e de viola. Io già volessi sentire di me. La voglio bene assai, dice in cielo voi, che io non mi scordo mai. E una passione più forte, una catena a me tormenta l'anima e non mi fa campare. Una lacrima lucente è caduta. Riuscite poco. A che pensate? Questo occhio dolce, voi sola mi guardate, levammoci sta maschera. Dicimmo la verità. Te voglio bene assai. Si tu che sta catena che non si spezza mai. Te cerco come all'aria, te voglio per campare. Con noi tu lo
passerai un mondo di auguri, facciamo anche a voi con la nostra bella radio, yeah.